L'allarme degenerò a livello familiare solo quando, la notte del 13° giorno, mia madre svenne per 7 volte sul bidet, mentre un flusso interminabile di sangue scuro la sguarniva sempre più della vita. Lei vedeva la morte appressarsi e semplicemente imparava ad accettarla, senza opporre proteste o compromessi. I medici intervennero d'urgenza, trovandola a un ciglio dalla setticemia. Fu così, nell'imminenza di un dramma fatale, che tutti scoprirono che io ero nata con la camicia. Mia madre aveva conservato per 13 giorni 300 grammi di corpo morto. Ma lei non morì. E forse il significato di quella doppia placenta era da leggere solo dopo l'accadimento dei fatti. Mia madre mi aveva voluto racchiudere entro più strati per custodirmi dalle insidie del mondo, e aveva sfiorato la morte proprio per questo suo accorgimento, l'eccesso di premura nei miei confronti. Buonasera a tutti, era l'estate della mia rivoluzione, edizioni Mondadori, di Angelica Grivel Serra, che apre questa 20ª edizione del premio Navicella Sardegna. Buonasera Angelica, benvenuta, buonasera, al centro della scena. Abbiamo sentito un brano del tuo libro. Angelica è una giovanissima scrittrice sarda e il suo libro è uscito un anno fa. Che cosa è successo da allora, Angelica? Che cosa è successo? È successo tanto. In primo luogo il miracolo dei lettori e delle lettrici. Quella è stata la cosa più magica per me. Incontrare gli sguardi delle persone sulle mie pagine è stata un'emozione formidabile, più del fatto che verrà tratto un film dal libro. Questo sicuramente è di rilievo e colma anche quello di una strana gioia, del fatto che sia stato tratto un audiolibro, ugualmente quello è già uscito, e del fatto che in generale il libro sia stato amato, comunque abbracciato. Questo per me è davvero impagabile. Dai tuoi lettori, che poi è la cosa più importante. Siamo curiosi di sapere di che rivoluzione parli. Una rivoluzione che non si fa di epopee grandiose. Non so se ci ho mai creduto davvero in questa cosa. Penso che la rivoluzione si svolga nel quotidiano, nell'affermazione di sé costante, nella scoperta di sé, nella quotidianità. È questo che cerco di fare. Non so se ci riesco, però quantomeno ci provo. Luce, la protagonista del libro, sei tu? Sarebbe disonesto dirlo o ammetterlo. Luce è ricalcata su me sicuramente, ma non è me, siamo due persone diverse. Possiamo essere considerate due sorelle, se vogliamo. Mettiamola così. Di cui tu sai molte cose, una sorella di cui sai tante cose. E spero che lei sappia altrettanto di me. Il tuo romanzo ha una forte connotazione al femminile, è proprio declinato al femminile. Ecco, che cosa vuoi dire alle donne e che cosa vuoi raccontare delle donne con questo tuo primo libro? Credo di voler dire semplicemente scoprite e fate emergere quella vostra, quella nostra profonda unicità. Ancorché questo esiga coraggio, dobbiamo farlo nel quotidiano, è un'azione quotidiana. Io ci ho provato mettendo a nudo quelle che sono anche le debolezze, le difficoltà, le fragilità della mia protagonista, traslandoci evidentemente la mia vita, quindi cose che mi riguardano. Però credo questo, la nostra unicità facciamola vedere al mondo, questo. A proposito di donne, Angelica, questo 2021 è stato caratterizzato purtroppo da una serie di eventi tragici, di femminicidi, e qui torna la questione femminile, la questione di genere, la parità tra i due sessi, eccetera. Ecco, tu che sei una giovane donna, che cosa pensi di questa, ecco, anche della violenza che purtroppo fa parte di questo cammino? Non posso non farne pensiero per il semplice fatto intanto che studio filosofia, quindi comunque un pensiero critico bisogna averlo sempre, e poi perché credo nella consapevolezza.
Quello che vedo e vado a constatare anche evidentemente in tutte quelle che sono poi le degenerazioni del caso è che ci sia una profonda, squilibrata, drammatica sproporzione. E questa sproporzione di genere evidentemente va sanata, va curata. Sembrano parole gettate al vento, ma anche qui ricorro a quello che è il mio mantra del quotidiano, no? Alla fine io penso che ci debba essere sicuramente un'attività di solidarietà intergenerazionale, non solo femminile però in fondo, perché essere femministe, essere femministi in realtà non è questione di genere. E questa è una cosa... Anche un uomo può esserlo, no? Totalmente, deve. Femminista o emancipazionista, io preferisco sempre usare questo termine, Sì. lo trovo più corretto, però anche un uomo può esserlo. E la questione delle donne afghane, anche questo è un altro problema che stiamo vivendo in queste settimane, è un problema che riguarda tutte le donne. Sì, una cosa che ho notato, seguendo, ovviamente utilizzando anche il canale dei social, no, che sono fondamentali in realtà e sono sani nel momento in cui si prova a sapere come usarli, no? Mi sta aiutando a capire, anche a guardare le questioni non in virtù di statistiche o di numeri, perché tutto quello che vedo alla fine sono storie, sono persone, sono volti e ciascuno porta con sé una narrazione più o meno drammatica, insomma, però c'è sempre una storia dietro, mai numeri. Questa è una cosa che mi preme tantissimo. Angelica, chi è stato importante per te? Quali donne, quali uomini, quali persone sono state importanti per la tua formazione, sia come persona e sia come scrittrice? Non posso non citare mia madre per il semplice fatto che ne ho fatto fulcro del mio libro e continuerò a farlo. È qua stasera? Non è qua, ma ci sarà, è con me perché la porto con me. E lei mi ha insegnato, credo, mi ha insegnato tanto, tutto probabilmente, però la cosa che mi preme è il fatto che mi abbia insegnato il segno del decoro, del pudore antico e della morale. Queste sono cose che traghetto con me. Poi la persona con la quale mi diverto di più in assoluto al mondo, questo lo dichiaro pubblicamente così. E per quanto riguarda invece un'altra persona che vorrei citare è sicuramente Giovanni Gastel, il fotografo per eccellenza, insomma, che è morto quest'anno peraltro. Perché tu, Angelica, hai fatto anche la modella e quindi hai posato per lui. Sì, è stato il primo book, la prima esperienza l'ho fatta con lui e fu un'esperienza ammirabile perché lui mi disse: sciogliti, guardami come se stessimo parlando. Vediamo delle tue bellissime foto alle tue spalle. Molto grata. Sì, però lui è stato colui che mi ha introdotto al mestiere, mettiamola così. E lui è stato, non lo so, lui mi aveva ribattezzata nipotina dopo 3 ore dal nostro incontro, quindi da allora è diventata praticamente una relazione filiale. Ci sono questi incontri magici nella vita, no? Che poi continuano anche dopo, quando comunque ci si separa, come è successo a te. Angelica, adesso sentiamo le motivazioni della giuria per te. Grazie. C'è un'estate e c'è una rivoluzione, la sua, quando la progressiva trasformazione del corpo e la graduale acquisizione di sé la fanno definitivamente e indiscutibilmente donna. Cagliaritana, ma orgogliosa delle origini di Ulassai della madre, studente di filosofia e modella, con questo primo romanzo ha conquistato critica e lettori per l'originalità del tema, la ricercatezza del linguaggio, la scrittura fluida e coinvolgente che si accompagna a una visione del mondo profonda, mai banale, raramente riscontrabile in una scrittrice così giovane. Alla scrittura è arrivata come per sbaglio, partecipando a un concorso letterario e vincendolo alla grande, così da rivelare a se stessa, prima che agli altri, un talento che, se queste sono le premesse, non tarderà a dare ulteriori e ancor più ricchi frutti. Premio Navicella Sardegna 2021, Angelica Grivel Serra. Chiamiamo per la premiazione l'assessora alla cultura del comune di Olbia, Sabrina Serra. Buonasera, bentornata. Buonasera a tutti e grazie, siamo qui anche quest'anno e quindi veramente ringraziamo da parte del sindaco Setti Bonizzi e di tutta l'amministrazione comunale di Olbia l'organizzazione per aver scelto questo bellissimo teatro anche per questa edizione. Poi parliamo di te, sono anche emozionata di premiare una giovane scrittrice che quasi per caso è stata scoperta e quindi mi viene un po' da riflettere, la tua storia mi fa riflettere e mi fa pensare a che cosa possiamo fare noi come amministratori per
per giovani come te, quindi sono veramente convinta che dobbiamo sostenervi, dobbiamo creare occasioni per far venire fuori il vostro talento. E noi un po' nel nostro piccolo lo facciamo col Premio Letterario Città di Olbia, con una sezione proprio dedicata ai ragazzi, con le borse di studio per i meritevoli. Quindi la tua storia, le motivazioni sono quasi come una favola appunto che fa venire fuori questo bellissimo talento, e potremo vedere il tuo bellissimo libro anche in un film. Quindi che tu sia di esempio per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, e ti auguriamo veramente una carriera piena di successi e tutto ciò che desideri. Un grande in bocca al lupo. Grazie. La navicella che si avvicina. Volevo soltanto fare intanto il ringraziamento sicuramente per questa accoglienza meravigliosa, in particolare a Flavia Corda e ai Bepi Anziani, perché con la loro pacata autorevolezza e il loro modo di essere esattamente così come sono, questa loro consapevolezza professionale, non lo so, mi hanno sempre ispirata, quindi grazie in particolare a voi e in generale grazie a tutti. Grazie. Ecco la navicella per te, Angelica. Ecco la bella navicella in argento. Ad Angelica Grivel Serra. Grazie. Il premio Navicella Sardegna quest'anno compie 20 anni, quindi è un traguardo importante che sottolinea la grande ricchezza della Sardegna, la grande ricchezza di quest'isola. In 4 lustri la navicella in argento che avete appena visto, realizzata dalle mani dell'orafo cagliaritano Bruno Busonera, è andata ad artisti, è andata a giornalisti, a pittori, a diplomatici, showgirl, insomma davvero tantissime persone. Ogni anno, ogni edizione è speciale, è diversa dall'altra, proprio perché ogni premiato ci regala la sua storia, quindi ogni anno qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che non si ripete mai. Anche quest'anno, in questo meraviglioso scenario del Teatro Ceroli di Porto Rotondo che ci ospita, per farvi conoscere le storie di quei sardi di nascita o di adozione, come dice proprio la descrizione del premio Navicella Sardegna, che si sono fatti strada nel mondo. Grazie di cuore a loro, grazie di cuore a tutti i premiati di tutte le edizioni del premio Navicella. Max Sirena, skipper e team director alla guida di Luna Rossa nella 36esima America's Cup. Buonasera Max, benvenuto, un grande piacere averla qui. Buonasera a voi. Lei è abituato a ogni genere di palco, quindi tu sei abituato a ogni genere di palco. Sono passati 5 mesi. Hai smaltito tensione, stanchezza, anche un po' di rabbia, immagino? No, tensione, stanchezza sì, rabbia no, perché... Troppo presto. Sì, quando arrivi, per uno che fa sport da sempre, poi quando arrivi a giocarti, no, l'obiettivo si può dire di una vita, no? Perché non hai mai la garanzia di arrivare in una finale, in un trofeo. La Coppa America è il trofeo sportivo più antico al mondo. E arrivare in finale di Coppa America non capita tutti i giorni. Io ho fatto 7 campagne di Coppa America, l'ho vinta 2 volte, purtroppo l'Italia non l'ha mai vinta. E questa volta fa male perché in realtà siamo arrivati molto più vicini di quello che magari i non addetti ai lavori possano percepire, però quindi vedere queste immagini qua in realtà un po' male fa. Però, ti emoziona comunque sempre. Emoziona sì, ma ti fa pensare cosa hai sbagliato, no? Perlomeno a me, io sono uno che... Perfezionista. Sì, a cui non piace perdere, quindi mi dà fastidio. Io non ho mai conosciuto nessuno a cui piace perdere, comunque può darsi che ci sia qualcuno. Come si arriva a un traguardo? La vostra è stata comunque una grande impresa sportiva. Come si arriva a questo traguardo? Raccontaci qualcosa degli allenamenti, dei giorni prima. Ma una campagna di Coppa America è un po' particolare perché in realtà no, tu lavori, noi diciamo, lavori al buio per 3 anni e mezzo, costruisci la tua barca, fai tutto il tuo programma di ricerca e sviluppo. Sono più di 120 persone che fanno parte, è una grande famiglia. In un clima segretissimo veramente. In un clima molto segreto, in un clima
particolare, perché alla fine non c'è un orario di lavoro, si lavora in funzione della barca, quindi il programma è tutto fatto in funzione della barca, quindi è la barca che detta le regole. Che guida, sì. Tant'è che è un grande sforzo anche per le famiglie, no? Dei team member, perché alla fine tu entri generalmente in media alle 6:30 di mattina e esci quando hai finito. Ci sono persone che lavorano fino alle 3, alle 4 di notte per poter andare poi in mare il giorno dopo. E quindi è un circo itinerante che gira per il mondo, dove all'interno di questo circo poi nascono figli, si creano nuove famiglie. La tua difficoltà più grande qual è stata? Beh, in questa sfida qui ho lavorato tanto da un punto di vista di mentalità. Noi italiani abbiamo un sacco di pregi, ma molte volte usiamo troppo il cuore. E nello sport a volte bisognerebbe usare un po' più la testa, no? Bisognerebbe essere meno romantici e cercare di essere un po' più cinici. Cosa invece che nel mondo anglosassone è l'opposto, no? Il cuore viene per ultimo, perché alla fine il cuore magari ti fa prendere delle decisioni sbagliate nello sport, poi nella vita non sempre vanno di pari passo, no? Quindi, però abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato tanto per cercare di fare una sfida il più possibile italiana. Io con i miei collaboratori, i miei ragazzi abbiamo girato tantissimo l'Italia, la Sardegna, il CRS4, che è un centro di ricerca che è appena fuori Cagliari, che mi ricordo quando sono andato la prima volta anni fa mi sembrava di entrare nell'area 51. Sì, no? Sì, è bellissimo. Tu entri, ne parleremo poi di CRS4 stasera. E ringrazio anzi il professor Cao per la collaborazione e la partnership che continuerà anche nei prossimi anni. È stata molto una sfida made in Italy. Però ci siete riusciti a portare in questo gioco tipicamente anglosassone, come dicevi tu, il Made in Italy, no? Questo è importante. Sì, diciamo di sì. Diciamo che da un punto di vista mediatico è stato un successo Luna Rossa. Abbiamo battuto, poche settimane fa abbiamo fatto fare una ricerca, uno studio da una società molto importante a livello mondiale che ha fatto un po', ha valutato, no, la nostra campagna. Effettivamente è stata la campagna che ha avuto più successo da un punto di vista di ritorno mediatico ed economico, però alla fine io voglio vincere un trofeo, quindi non mi basta. Però la cosa che credo che il messaggio più importante che abbiamo trasmesso soprattutto ai nostri avversari è che l'Italia può batterli. Tant'è che se chi ha seguito questo tarlo adesso anche in loro, no? Tant'è che chi ha seguito un po' la sfida hanno fatto di tutto per metterci in difficoltà, creando nuovi stop non dovuti a piccoli casi di Covid. Infatti mi faceva ridere quando c'erano 2 o 3 casi in Nuova Zelanda, poi pensavo all'Italia, no? E hanno bloccato un evento per 3 settimane. Quindi, però fa parte del gioco, lo sport è così, è bello e crudele. Ed è per questo che ci riproviamo poi ogni volta. Alcuni del tuo team, del team di Luna Rossa, sono stati anche a Tokyo. Alcuni sono, uno dei ragazzi che ha lavorato con noi, Ruggero Tita, ha vinto la medaglia d'oro in Accra, una classe di vela. Abbiamo avuto un paio di olimpionici. Alla fine la vela si è evoluta talmente tanto che non è più solo ed esclusivamente un mondo per velisti. Prima ne parlavo anche con Stefano ha aperto le porte ad altre discipline sportive, no? Perché le barche alla fine sono diventate, come avete visto prima, delle Formula 1 del mare, volano letteralmente sopra il livello. Sofisticatissime, delle macchine sofisticate. E soprattutto adesso abbiamo bisogno di gente, quelli che noi chiamiamo grinder, in realtà non girano più dei veri uccelli, ma producono energia idraulica, e quindi abbiamo bisogno di persone altamente specializzate e soprattutto abituate a fare un determinato sforzo fisico. Tant'è che una macchina dagli ingranaggi molto, insomma, anche delicati, no? Tutto deve filare. Tenete presente che su queste barche qui abbiamo 1500 sensori che misurano potenza, energia, posizionamenti, carichi strutturali, carichi di lavoro, e ogni velista a bordo in realtà ha una funzione ben specifica, no? Quindi è fondamentale che ci sia un'alchimia speciale, quindi è un puzzle che deve essere perfetto in ogni pedina. E questo è anche tuo compito, no? Creare questo collante, diciamo, tra tutti i ragazzi. Sentiamo le motivazioni della giuria.
Era ancora un ragazzino che stava a malapena su un windsurf quando, innamorato delle avventure di Azzurra e del Moro di Venezia, cominciò a fantasticare non solo di partecipare all'America's Cup, ma anche di vincerla. Naturalmente ce l'ha fatta nel 2010 con Oracle, nel 2013 con New Zealand. Ma il suo sogno è di conquistare la coppa più prestigiosa del mondo a bordo di Luna Rossa. Al team italiano è approdato dopo l'incontro con Patrizio Bertelli, che ha segnato l'inizio di una collaborazione e un'amicizia profonda. Con il team di Luna Rossa, prima come prodiere, poi come skipper, ha vinto importanti trofei come la Louis Vuitton Cup, la Prada Cup e il circuito Extreme 40. Nel 2013 è stato nominato velista dell'anno. Il campo di regate di Cagliari, dove allena Luna Rossa, è per lui il migliore del mondo. Ma è innamorato anche della gente e delle atmosfere di questa città dove si è trasferito a vivere e di cui, non a caso, è diventato cittadino onorario. Premio Navicella Sardegna 2021, Max Sirena. Grazie. Chiamiamo Bepi Anziani, che è un componente della giuria, per premiare Max Sirena. Ciao Bepi, buonasera, ben trovato. È con grande piacere che premio questo cittadino onorario di Cagliari, che suscita tutta la mia invidia naturalmente, credo, senza togliere nulla agli altri premiati, proprio l'invidia grandissima. Poi io la seguo un po' sui social e vedo che insomma, lei ha 1000 interessi oltre la vela, anche se tutta la vita... Mi devo tenere attivo perché sennò l'età avanza. E poi ho visto anche che segue con molto interesse i bambini che fanno vela, perché adesso a Cagliari, se non sbaglio, ci sono 600-700 ragazzini che si stanno dando molto da fare. La vela è esplosa, chiaramente, Sì, giustamente. Sì, esatto. Comunque. Ecco la navicella, la portano le nostre ragazze. Questa non galleggia. Bepi Anziani premia Max Sirena, premio Navicella 2021. Complimenti Max, grazie anche a Bepi Anziani. Mai fatto di così grave? Ho baciato Erasmo. Nico, io non lo so come sia successo, mi dispiace. E non mi sottovalutare, se voglio posso fare questo, poi anche questo. Simonetta Columbu, sarda, da qualche anno romana d'adozione, ma sempre con la Sardegna nel cuore. Benvenuta Simonetta. Simonetta, reduce dalla serie TV che ha avuto un grandissimo successo, la tua partecipazione ha avuto grande successo, Che Dio ci aiuti 6 sul primo canale Rai. Insomma, hai coronato un po' un sogno, approdando nel canale più importante in un ruolo molto divertente. Raccontaci un po' com'è stato. Partecipare a Che Dio ci aiuti, una fiction così importante, così grande, così famosa, insomma, così, con un cast così che lavora da così tanto tempo, è stato davvero molto molto bello. Sono grata per questa opportunità che mi è stata data. Ti hanno definito proprio l'attrice rivelazione di questa serie. Devo dire che il personaggio di Ginevra ha riscosso molto successo, un po' buffo, un po' drammatico, un po' come sono io, d'altronde, e ne sono contenta. È vero, Simonetta, che questa ambientazione sacra ha risvegliato anche un po' in te la fede, ho letto? Durante le riprese di Che Dio ci aiuti trascorrevamo tanto tempo in chiesa e io interpretavo il ruolo di una novizia che poi non è diventata suora, non so se
qualcuno di voi ha seguito. E questi luoghi davvero trasmettevano delle emozioni. In particolar modo stavamo tanto tempo ad Assisi, un luogo veramente bellissimo, e lì proprio nella chiesa di San Giovanni ho scoperto la fede al cospetto del corpo di Carlo Acutis, un ragazzo di 14 anni che hanno santificato, non so se sapete la storia. Simonetta, prima dicevi è stato emozionante stare con questi attori, insomma Elio Germano l'abbiamo visto, anche Giallini, hai lavorato anche con Giallini. Sì. Chi sono state per te le persone importanti, anche le attrici a cui ti sei ispirata per il tuo percorso professionale? Allora, ancora prima di iniziare sognavo di, sembro una teenager, no? Sognavo di fare un film con Elio Germano. Poi un giorno Daniele Lucchetti mi ha chiamato a fare un provino e nei fogli c'era scritto Elio. Io ho detto, vabbè, non sarà lui, ovviamente. Ora no? voglio dire. Poi il provino è andato bene, molto molto bene, mi ha preso il primo provino, al secondo mi trovo Elio Germano. Ho detto, ma cioè, tu sei proprio Elio? Sì, e quindi insomma, quello è stato un grande traguardo per me. E poi lavorare con Sofia Ricci anche. Elena Sofia Ricci, grande professionista. Assolutamente, Francesca Chillemi, Diana del Bufalo, Sor Costanza, Valeria Fabrizi, Piera degli Esposti, che purtroppo è mancata di recente. Sì. Anche lei, insomma, è una grandissima grande attrice. Simonetta, tu sei un po' figlia d'arte, nel senso che il tuo papà, che credo che sia qui stasera, Giovanni, è un regista fermato, un regista molto, molto stimato. Tu hai anche lavorato con lui. Sì. In alcuni lavori, in Surè, in Surbiles, esatto. Dove hai fatto anche la parte del protagonista. Lavorare con tuo padre è stato difficile, più difficile? Ti trovavi comunque a tuo agio? No, mi sono trovata molto molto bene, ma devo dire che con tutti i registi con cui ho lavorato mi sono trovata davvero benissimo. È severo tuo padre, È severo al punto giusto. Severo. Sì. Ma meglio come papà o meglio come regista? Uguale. È uguale. Dov'è Giovanni? Dove è seduto? Salutiamo col allora. Cane, ciao Giovanni. Vi ho lasciato non solo 2 gatti qua in Sardegna, anche il cane. Ora. Quindi è bravissimo, accudisce è lui. Un santo. E ti ha spronato, e anche tutta la tua famiglia ti hanno, diciamo all'inizio, quando tu hai detto a tuo papà voglio fare l'attrice, lui ti ha detto no assolutamente, oppure sì, va bene? No, è stato molto tranquillo, mi ha detto insegui i tuoi sogni, fai ciò che ti rende più felice, e così è stato. È una persona molto, molto discreta. E credo che sia un valore molto importante per un genitore. Poi ognuno è genitore a modo suo e si comporta in maniera diversa con il proprio figlio, come è giusto che sia, però non invade è il tuo giusto campo. lasciare la libertà. Il tuo rapporto con la Sardegna è strettissimo, tu torni insomma appena puoi, anche se ormai vivi a Roma. Hai fatto vacanze qua? Adesso sì, sono d'estate? stata per 2 mesi più o meno. In un mese, a giugno, ho girato un film a Chia, più o meno in quelle zone. Quando esce? A novembre. Mollo tutto e apro un Ciringhito. Sarà molto carino, molto molto divertente. E quindi ti vedremo insomma di nuovo tra pochissimo. Benissimo, sì, Simonetta. Sì. Sentiamo le motivazioni della giuria con il nostro Marco Spiga. Nata a Cagliari, ma partita giovanissima dall'isola, prima a Londra, poi a Roma, dove vive tuttora, si porta sempre nel cuore un pezzo di Sardegna. Ha interpretato diversi ruoli in film come Maria per Roma, Io sono Tempesta, ma la popolarità le è arrivata soprattutto dalla fiction Rai Che Dio ci aiuti, dove lavora nei panni di Ginevra a fianco di 2 mostri sacri come Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Ha alle spalle sia da parte paterna che materna famiglie importanti, con politici e scrittrici che hanno dato lustro alla Sardegna, e un babbo regista che le ha dato un'educazione rigida, lasciandola però libera di scegliere cosa fare nella vita. Se avessi deciso di collezionare farfalle sarebbe stato ugualmente fiero di me, dice. Ma di sicuro lo è ancora di più vedendola muoversi con sapienza e disinvoltura nel mondo del cinema e della TV.
Il futuro le si configura brillante, ricco di successi, che Dio la aiuti. Premio Navicella Sardegna 2021, Simonetta Columbu. Grazie. Chiamiamo Leonardo Salvemi, che è il presidente del consorzio di Portorotondo. Buonasera, benvenuto. Grazie, in realtà siamo noi che ringraziamo lei per l'ospitalità. No, ci mancherebbe, grazie a voi per il bellissimo evento, perché è sempre toccante, è sempre emozionante ospitarvi, quindi grazie di cuore. E poi vabbè, sono onoratissimo di premiare naturalmente una forma di arte importantissima che è il cinema, e poi espressione di una bellezza interiore e anche esteriore come quella di Simonetta. Quindi grazie Simonetta e lunga carriera. Grazie. Ecco la navicella. Premio Navicella Sardegna a Simonetta Columbu. Complimenti Simonetta. Grazie. Grazie ad entrambi. Scusate, questo video? Scusate, chiedo alla regia perché non capisco che cosa sta succedendo. Non mi hanno informata. Vediamo se la regia mi fa sapere qualcosa. Stefano Oppo, bronzo nel canottaggio, uno dei protagonisti di questi leggendari giochi olimpici per il nostro paese, per i colori italiani. Stefano, ben trovato. Ben trovato, siamo davvero onorati di averti qui stasera. No, è un onore per me essere qua stasera, appunto ringrazio tantissimo la giuria per questo importante riconoscimento. Stefano Oppo insieme a Pietro Ruta ha riportato l'Italia sul podio olimpico del doppio pesi leggeri 21 anni dopo l'argento a Sydney, quindi questo è stato un risultato veramente eccezionale. Sì, è stato un risultato eccezionale per me e per Pietro, perché venivamo dal quarto posto di Rio, ma anche per la specialità, perché dal 2000, l'ultima medaglia d'argento, nel 2004, nel 2008 e in parte anche nel 2012 era come se sulla medaglia ci fosse una maledizione. A poco tempo dalle Olimpiadi succedeva sempre qualcosa, quindi siamo contenti di essere riusciti a coronare questo sogno. Raccontaci un po' di quei giorni. La semifinale, avevate un po' anche il vento contrario, è stata un po' poi il giorno dopo, insomma, un'altra giornata importante dove però avete portato il risultato a casa. Sì, è stata una situazione difficile da gestire, un po' per il vento, perché noi ci siamo allenati a Sabaudia in un posto abbastanza ventoso apposta per prepararci per Tokyo. Che è una delle tue basi, no? Di allenamento. Sì, una delle basi dove ci alleniamo. E lì però c'erano delle condizioni diverse che cambiavano continuamente. Poi la mattina della semifinale, il giorno prima della finale, un nostro compagno di squadra è stato colpito dal Covid, l'unico caso di Covid in tutta la nazionale olimpica italiana. Perciò ci siamo svegliati con questa brutta notizia che un po' ci ha condizionato, ma per fortuna siamo riusciti a rimanere concentrati. Ecco, il Covid che tu nominavi purtroppo ha condizionato pesantemente la vita degli atleti nell'ultimo anno e mezzo, anche la tua, anche se in realtà ci sono sempre i risvolti positivi. Nel tuo caso, grazie al Covid, sei riuscito a stare un mese a casa con mamma e papà, non ti capitava da tanto? Sì, io sono andato via da Oristano e dalla Sardegna nel 2010 e
tra virgolette, grazie al Covid, ma non si può dire grazie al Covid, ho avuto la possibilità di stare quasi 3 mesi a casa, nonostante tutte le difficoltà, perché comunque continuava la preparazione, eppure all'interno delle mura di casa dovevo continuare gli allenamenti. Tu hai iniziato a Oristano, ti è piaciuto subito il canottaggio, proprio uno sport, hai provato anche altri, ho letto anche il calcio, però ti sei subito reso conto che questo sport faceva per te. Come l'hai capito? Io ho iniziato perché lo faceva mio fratello, poi con un gruppo di amici, i miei compagni di classe, avevamo iniziato a fare canottaggio e ci piaceva, ma era un divertimento, quindi la strada è iniziata per quello, perché ci divertivamo. Poi successivamente ho capito che era la mia passione, poteva essere la mia strada. I tuoi genitori ti hanno sempre sostenuto, li abbiamo intervistati tante volte, hanno sempre avuto parole sempre di conforto, di sostegno per te in ogni momento. Sì, penso che partire a cavallo tra la seconda e la terza superiore non è stato facile per me, ma forse è stato più difficile per loro, credo. Quindi mi hanno sempre sostenuto in ogni scelta lungo tutto questo percorso fino a Tokyo. Mi chiedevo, una mia curiosità, chi sta sempre nell'acqua come te in vacanza? Dove va? In montagna? Dove sei andato? No, allora io sono nato, cresciuto al mare, quindi il mare è sempre nel mio cuore. Quando posso, appunto, questo mese che in parte è stato di vacanza, l'ho trascorso al mare in Sardegna. Quindi anche in vacanza a mare, va bene. Vediamo le motivazioni della giuria per te, Stefano. Partito ragazzino dal circolo nautico di Torre Grande, ha iniziato da subito a mettersi in luce e a mietere allori nell'ambiente del canottaggio. Medaglia d'oro agli Europei Juniores nel 2011, 2 medaglie d'oro l'anno dopo agli Europei e ai Mondiali Juniores, nel 2013 campione mondiale Under 23 e poi medaglia d'oro ai Mondiali di Chungju, medaglia d'argento nei Mondiali 2017, 2018, 2019, più un argento e diversi bronzi agli Europei, fino all'oro nell'ultima edizione in Polonia. Insomma, un palmarès di tutto rispetto che ne fanno probabilmente uno dei sardi più pluripremiato di ogni tempo. Sarà pure di bronzo quest'ultima conquista olimpica, ma per lui, per la Sardegna e per tutti noi, quella medaglia vale oro. Premio Navicella Sardegna 2021, Stefano Oppo. Grazie. Premia Giuseppe Cucurese, direttore generale del Banco di Sardegna. Buonasera, buonasera. Banco di Sardegna che è uno dei nostri main sponsor. Buonasera. Buonasera. Grazie per questa serata, è sempre una bellissima serata. Poi per me è veramente un piacere premiare un atleta olimpico, non capita tutti i giorni. Sì, è una medaglia di bronzo, ma alle Olimpiadi le medaglie sono tutte uguali, perché a volte abbiamo visto questione di centimetri, però non si arriva alle Olimpiadi a prendere una medaglia senza fare quello che ha fatto Stefano, perché abbiamo visto tra medaglie ai mondiali, agli europei, quest'anno secondo, no? Agli europei, no, terzo, va bene, sempre una medaglia di bronzo. E poi dopo 21 anni, no? Dall'argento di Sydney, credo che tornare a prendere una medaglia nel doppio pesi leggeri sia un fatto veramente storico e importante. Quindi stasera premiamo un vero atleta, ecco, che peraltro è impegnato anche, non si dicono queste cose, ma così, leggendo un po' la sua storia, è impegnato anche nel sociale, è impegnato in un progetto in Kenya di un aula oristonese, quindi diciamolo che la medaglia te la meriti anche per questo, quindi grazie. Complimenti. È vero. Ecco la nostra navicella. Premio Navicella Sardegna 2021 a Stefano Oppo. Complimenti, complimenti Stefano. Ringraziamo anche il direttore generale. Figura tra i top Italian scientist, presidente del distretto aerospaziale della Sardegna, amministratore unico del CRS4, ha fatto sua la frase di uno dei padri dell'esplorazione spaziale. La Terra è la culla della civiltà, ma non si può stare sempre in una culla. Giacomo Cao. Buonasera professore, ben ritrovato, grande piacere averla qua. Piacere mio, buonasera a tutti. Finalmente il premio Navicella. Bah, finalmente.
assolutamente. Grazie Giusto. davvero, sono orgogliosissimo. Si avvicini un pochino, professore. Sono orgogliosissimo di questo premio, ringrazio davvero la giuria per questa scelta. Grazie davvero. Noi stasera, grazie a lei, andiamo un pochino nello spazio, no? Ci solleviamo un pochino da terra e andiamo un po', vaghiamo un po', almeno con la mente, nello spazio, perché c'è un filo rosso che lega la Sardegna a Marte. Ci spieghi un po' come stanno le cose? Ma c'è un filo rosso, ce n'è più di uno a dire la verità, diciamo così. Io in questo momento oltre a appunto dirigere il distretto aerospaziale della Sardegna e in questo momento il CRS4, ho un extra compito che è quello di coordinare una, ci auguriamo, missione tutta italiana che possa portare appunto il nostro paese sul pianeta rosso nel 2029. È un progetto che coinvolge numerosi partner, vista la dimensione, è un progetto da 300 milioni di euro, 250 complessivamente per lo sviluppo del lanciatore e dei payload, quindi di ciò che verrà portato sia sul suolo marziano sia intorno a uno delle lune di Marte, che si chiama Phobos, e gli altri 50 servono per come dire, lanciare il lanciatore. E quindi ho l'onore e l'onere di coordinare a livello nazionale questo progetto che è stato valutato dalla segreteria del COMINT, l'Agenzia Spaziale Italiana lo ha in fase di valutazione. Quali sono gli obiettivi, professore? La conferenza Stato-Regioni ha dato un placet, cioè auspichiamo che a settembre questo progetto venga chiuso. L'obiettivo è appunto di portare 3 payload italiani sul pianeta rosso, uno di questi è vicinissimo alla Sardegna, ecco il secondo forse filo rosso che ci lega al suolo marziano, a Marte in particolare. E appunto questo payload avrebbe l'obiettivo di andare a dimostrare che un'invenzione del 2009, oggi di proprietà, 2010, oggi di proprietà del distretto aerospaziale della Sardegna, consente la realizzazione di manufatti sul pianeta rosso utilizzando il suolo marziano. Ci ricorda un po' il film di Matt Damon. Ricorda sicuramente il film di Matt Damon, naturalmente molte delle cose che l'uomo poi fa nascono da invenzioni. Quindi è verosimile quel film? Ma assolutamente sì. Verosimile, assolutamente. Io pensavo che invece fosse... No, ci sono tante cose ovviamente che sono proprio da film. Ricorderete il film, no, di Matt Damon? Immagino che sia un film che molti abbiano avuto il piacere di vedere. Utilizzava di tutto per sopravvivere perché era rimasto lì solo sul pianeta rosso e quindi sfruttava qualunque cosa potesse trovare per... Ma diciamo che quel film in qualche maniera fa partire, o comunque aveva fatto partire a suo tempo, un caposaldo oggi dell'esplorazione dello spazio profondo che sta, uso un inglesismo per necessità, in situ resources utilization, che vuol dire poter utilizzare ciò che è disponibile sul pianeta rosso. Ma altrimenti, diciamo così, considerando che ci vogliono 9 mesi per andare su, con le tecnologie attuali diventa davvero difficile portarsi tutto il necessario e bisogna poter sviluppare tecnologie che consentano di sfruttare ciò che è disponibile sul pianeta rosso. Professore, vediamo le sue motivazioni, ascoltiamole. Nato a Cagliari 60 anni fa, laurea in ingegneria chimica a Cagliari, dottorato di ricerca all'Università di Bologna, insegna la sua materia nell'Ateneo Cagliaritano, ma è stato anche docente negli Stati Uniti. Autore di numerose pubblicazioni, inserito nel 2016 nella lista dei Top Italian Scientists, attualmente è amministratore unico del CRS4. Gran parte della sua attività, in qualità di presidente del distretto aerospaziale della Sardegna, è dedicata al progetto teso a raggiungere Marte entro il 2027, con l'utilizzo di tecnologie messe a punto insieme ad altri partner nei laboratori del Parco Scientifico e Tecnologico di Pula. Quando arriveremo sul pianeta rosso ad indagarlo con droni e altri marchingegni mai sperimentati prima, potremo dire grazie a lui ed esserne orgogliosi come sardi. Premio Navicella Sardegna 2021, Giacomo Cao.
Premia Salvatore Rubino, vicepresidente della Fondazione di Sardegna. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti e a tutti. Mi fa estremamente piacere premiare un illustre scienziato. Abbiamo bisogno di scienza. La stessa pandemia riusciremo a sconfiggerla grazie alla scienza, quindi sono veramente onorato di consegnare questo premio. Proseguiamo con la premiazione a Giacomo Cao, premio Navicella Sardegna 2021. Grazie professor Cao, complimenti. Grazie anche a Salvatore Rubino. E appunto, ecco di nuovo. Scusate, purtroppo anche nelle migliori famiglie succedono queste cose. Non so che cosa succede, non so che cosa stiano combinando lì dietro. Non lo so, scusatemi. Non lo so. Facciamo finta di non aver visto niente. Approfittiamo quindi invece per ringraziare i nostri sponsor. Abbiamo visto 2 rappresentanti, sono già saliti sul nostro palco. Sono la Fondazione di Sardegna e il Banco di Sardegna. Ringraziamo anche Bruno Busonera, Orafo in Cagliari, Welcome to Sardinia, Eurotarget Viaggi, e Gabbiano Azzurro, l'Hotel Gabbiano Azzurro, l'Hotel Villa del Golfo, l'Hotel Abidoru e l'Hotel Sporting di Porto Rotondo. Grazie, perché senza di loro ovviamente non potremo fare il nostro premio, non potremo realizzarlo. Quindi un applauso anche per i nostri sponsor. Naturalmente un ringraziamento va alla Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Olbia che ci ospita e il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo che abbiamo anche già ringraziato. Ringraziamo anche la stilista Mary M per gli abiti delle nostre assistenti di scena che sono Yasmin e Arianna della Fashion Squad Agency di Cagliari. Partire come semplice impiegato dai piani bassi della compagnia, arrivare in cima alle torri di Unipol come amministratore delegato. E tutto senza cambiare mai maglia, proprio come Maldini o Bergomi, visto che è interista. Lui si chiama Carlo Cimbri. Manager nei secoli fedele in continuità col padre, ufficiale dei carabinieri in un paesino sperduto della Sardegna. Cimbri nasce a Cagliari nel 1965. Poi si laurea in economia e commercio a Bologna e subito viene assunto da Unipol. È il 1990, l'anno delle notti magiche, quando il giovane Cimbri varca per la prima volta a Bologna il portone nella sede centrale di via Stalingrado. Oggi Unipol SAI, la compagnia guidata da Cimbri, frutto della fusione, è il secondo gruppo assicurativo italiano. E in molti pensano che il manager stia per affrontare un'altra scalata, questa volta bancaria. Carlo Cimbri. Buonasera, ben ritrovato. Abbiamo sentito, ragazzi. Buonasera, questa scheda che riassume un po' tutta la sua... Oh, abbiamo un fuori programma, un ospite? No, non è lui, non deve lui premiare. Non so di chi sia, oggi stanno succedendo un po' delle cose. Ah, è il cane di Simonetta Columbo. Ah, perfetto. È scappato, lo ritroveremo sicuramente più tardi. Queste notizie della clip che l'hanno introdotta sono notizie che noi conosciamo attraverso i media che hanno parlato e parlano tanto di lei, però stasera è interessante invece dire anche altre cose di lei, e cioè il suo legame con la nostra isola. E questo forse è una parte un po' più nascosta, nel senso che forse non tutti sanno che il top manager Carlo Cimbri è nato a Cagliari da mamma cagliaritana che fa Fantini. Esatto, e che è qua, che Buonasera, mi ha signora, accompagnato come oggi. si chiama? Paola, Buonasera Paola, benvenuta. visto che tornavo in Sardegna era un'occasione troppo ghiotta, no? Per non ritornare alle origini. Sì, sono nato a Cagliari, sono stato qua fino a 11 anni, vivendo in Sardegna, A Gaio. Baggia, nel paesino che è stato visto, o meglio, evocato nel filmato. E poi mi sono trasferito a Bologna e da lì
è iniziata un'altra. Suo papà invece non era sardo e guidava la stazione dei carabinieri di Gairo, dove appunto lei è vissuto fino a 11 anni. E che cosa ricorda di quegli anni di Gairo? Gairo nuova, perché era già stata, c'era già stata l'alluvione. Che non è sardo, è marchigiano, venne in Sardegna perché adesso sembra un altro mondo, ma all'epoca lui era un carabiniere a cavallo e in Sardegna c'erano tutta una serie di stazioni dei carabinieri che non avevano ancora le automobili, fra le quali quella di Gairo. E Gairo era un paesino franato per un'alluvione. Forse chi c'è stato vede ancora oggi i resti di quella che si chiama Gairo Vecchia, ed era stato ricostruito, quindi era un paesino pieno di container, come si vede oggi purtroppo quando succedono gravi eventi come i terremoti ancora nelle nostre città. E un paesino con la strada bianca, sembrava un paesino dei film western, c'era la chiesa, il comune, l'ufficio postale. Però noi ragazzini giocavamo a pallone per le strade e questo penso che sia un privilegio che purtroppo oggi chi vive nelle grandi città ha perso. Ecco. Certo. E tra l'altro è stata lei anche la sua famiglia protagonista di un episodio di cronaca, perché lei con la sua famiglia era dentro la caserma dei carabinieri durante un attentato, furono posizionati alcuni candelotti in una finestra, voi fortunatamente eravate dall'altra parte. Beh sì, ripeto, parliamo della Sardegna degli anni 70, o meglio dell'interno della Sardegna degli anni 70, quindi c'erano tutta una serie di reati, ma prima ancora della stagione dei sequestri, faide familiari, piuttosto che omicidi legati ai furti di bestiame, all'abigeato e niente, insomma c'era un po' di delinquenza, ma niente di grave. Unipol è sempre stata vicina allo sport, sponsor della Federazione Italiana Nuoto, sponsor del CONI, sponsor delle Olimpiadi invernali e di recente avete stretto una partnership con il Cagliari Calcio, quindi siete title sponsor del nuovo impianto. E come nasce questo connubio? Beh, intanto siamo stato sponsor dell'impianto attuale e lo saremo anche per il nuovo impianto. È un rapporto che avrà una durata decennale e poi si vedrà. E nasce perché, come dicevi prima, noi insomma, seguiamo lo sport, prevedete lo sport di massa, perché poi siamo una grande compagnia che assicura oltre 15 milioni di persone in Italia e quindi ci interessano le persone prima di tutto. E nell'ambito delle persone pensavamo di fare qualcosa qui in Sardegna per la Sardegna. Abbiamo pensato che l'impianto sportivo che ospita la squadra di Cagliari, che è un caso un po' atipico, a differenza il calcio è uno sport di città, diciamo, la fede calcistica è una fede cittadina, mentre in Sardegna il Cagliari rappresenta un po' da sempre, da quando ero piccolo, perlomeno la nazionale della Sardegna. E quindi abbiamo pensato che attraverso lo stadio insomma, potessimo fare qualcosa per questo territorio in cui abbiamo interessi importanti. Sentiamo le motivazioni della giuria per lei. Nato a Cagliari 56 anni fa, dopo la laurea con lode in economia e commercio all'Università di Bologna, entra in Unipol e all'interno di questo gruppo costruisce una carriera che lo vede diventarne con merito prima direttore generale e nel 2010 amministratore delegato. Insignito del premio Guido Carli, ha guidato la fusione di Unipol con la SAI Fonsarda, portando in pochi anni il gruppo ad attivi di bilancio di tutto rispetto e ad imporsi come una delle realtà più importanti del panorama finanziario internazionale. Tifoso dell'Inter, ha comunque un pezzo di cuore dedicato al Cagliari, tanto da aver accettato l'idea di intestare all'Unipol lo stadio cittadino. Speriamo che porti alla squadra rossoblu le stesse fortune che ha saputo sapientemente costruire per il suo gruppo. Premio Navicella Sardegna 2021, Carlo Cimbri. Grazie. Premio Alessandra Zedda, vicepresidente della Regione. Grazie, buonasera a tutti. È sempre un onore partecipare a questa manifestazione. Io tra l'altro devo dire anche grazie, oltre che
portare il saluto del Presidente Solinas e di tutta la Regione, ma grazie al Premio Navicella, al Presidente Franco Cucureddu, che cito per tutti, perché ogni anno ci fate scoprire, create, premiate veramente delle personalità importanti che si distinguono in tanti settori della nostra vita. Quest'anno è davvero un anno particolare perché io faccio i complimenti al dottor Cimbri, che veramente rappresenta un settore importantissimo, quello della finanza in generale, ma soprattutto credo che possiamo definirlo l'amministratore delegato per antonomasia in questi ultimi anni e quest'anno in particolare. Ci piace molto l'idea di accompagnarci con il Cagliari Calcio e ci auguriamo davvero che questo connubio possa davvero riportare il Cagliari sempre più in alto. Grazie. Premiamo, ecco la navicella dalle nostre ragazze. Premio Navicella Sardegna 2021 a Carlo Cimbri. Grazie e complimenti. Grazie anche ad Alessandra Zedda. Ora ho capito cos'era il video. Manu Invisible. Arriva dal nostro backstage un personaggio misteriosissimo. Buonasera, ben ritrovato. Abbiamo visto che... Buonasera a tutti. Buonasera Manu. Abbiamo visto che stavi realizzando qualcosa. Quindi le immagini che abbiamo visto, cosa hai realizzato? In realtà ho realizzato, a Eccolo. parte i video che sono le mie opere che sono passate qua nel grande schermo, ho realizzato un'opera su piccolo formato, simbolica, su Ma è una specie di asfalto? Ah. Esatto, simbolo della strada in tutte le sue sfaccettature. Ecco, spiegaci che cos'è, Manu, la street art. La street art è, diciamo, l'evoluzione dei graffiti, una corrente artistica e murale che nasce in America molti anni fa e poi di rimbalzo in Europa e in diverse parti del mondo diventa quella che noi chiamiamo street art, e sicuramente una delle pochissime avanguardie con l'avvento di internet. Ti osservo e guardo la tua maschera. Perché indossi questa maschera che non ti togli praticamente mai? È una scelta personale di vita che mi aiuta a vivere molto, molto bene. Diciamo che è una scelta legata a quello che faccio. Io vengo da un background legato alla strada, alla notte. Per me l'arte, realizzare arte è più il messaggio che chi la realizza. Quindi il contenuto, il valore sociale, l'impegno che si condensa in una parola come queste, come perseveranza, reviviscenza che abbiamo visto poco fa. Questa è proprio la caratteristica, no, della tua arte. Della mia arte, sì, ed è anche uno dei punti di unione, un codice identitario tra la maggior parte degli street artist nel mondo. Arte che ti ha creato non pochi problemi in passato, fin tanto che in un procedimento giudiziario in Cassazione, arrivato poi in Cassazione, e finalmente insomma è stato deciso che la tua era un'opera artistica, che non eri un imbrattatore di muri, non commettevi nessun reato. Questo è stato molto importante, una sentenza che ha fatto giurisprudenza, no? Per usare un termine giuridico. Sì, non è stata la prima denuncia per imbrattamento, è stata una delle ultime, poi insomma facendo questo tipo di mestiere che è sicuramente lontano dalla norma, sono esposto a questo tipo di rischio. Diciamo che me la vado anche un po' a cercare, dato che comunque fa parte della mia identità, del mio percorso. Tu lavori sempre di notte, in segreto, quando tutti dormono? Spesso sì, altre volte realizzo anche opere commissionate. Certo, anche alla perché luce del giorno. Nel frattempo Manu Invisible ha girato anche mezzo mondo per opere che sono state commissionate. Ho letto che sei stato in Francia, in Africa, in Serbia. Sono state tutte esperienze diverse, ma tutte importanti per te.
Sì, esatto, hai detto proprio bene. Per me non ho un'opera, diciamo, preferita quando mi fanno questa domanda. Quando parlo delle mie opere parlo sicuramente del mio accaduto, delle mie esperienze, dei miei viaggi, delle persone che incontro. Per questo non ho un'opera preferita e questa cosa mi piace tantissimo. Manu, sentiamo le motivazioni della giuria. Diplomato al Liceo Artistico di Cagliari e trasferito a Milano, si mette subito in luce, lui che ama lavorare di notte, con alcune esemplari opere murali e di street art, anche in campo internazionale, soprattutto grazie all'originalità del suo lettering. Accusato di aver imbrattato una parete della stazione di Milano, è stato trascinato dentro una vicenda processuale arrivata fino in Cassazione per poter vedere riconosciuto il reale valore artistico del suo lavoro. Nel 2018 è stato l'unico artista internazionale chiamato a far parte del progetto Les Gens Exposants, realizzando una sua opera sulla facciata di un liceo di una cittadina francese. Nel 2015 era stato uno dei 2 soli italiani a partecipare al Festival internazionale Upfest di Bristol, l'evento di street art più grande d'Europa. E dal resto del mondo è tornato a Cagliari con una delle sue ultime opere, un affresco a 360 gradi delle pareti dell'Aula Magna della Facoltà di Scienze Umanistiche. Premio Navicella Sardegna 2021, Manu Invisible. Premia Serafina Magia, presidente della Fasi. Grazie mille. Ecco Serafina che arriva. Grazie a voi, siamo alla 20ª edizione, è un'edizione dove ci sono tanti giovani. È vero. Ecco, tanti giovani che rappresentano la storia dell'emigrazione, insieme tutti i componenti di questa serata sono partiti da una Sardegna dove hanno fatto la loro formazione primaria e poi hanno varcato il mare seguendo la loro passione e su questa investendo tutto il loro talento, per seguire il loro talento in tutti i campi. In questo caso addirittura a far riconoscere arte qualcosa che non lo era considerata. E questo l'ha fatto, è stata Milano che gli ha dato questa opportunità proprio con la sua denuncia, di cui è stato oggetto, e ha portato quest'arte nel mondo giovanile, continua questo suo impegno, quindi ripaga con disponibilità a formare e a entusiasmare i giovani. Grazie, La nostra navicella in argento rappresenta proprio questo viaggio. Premio Navicella Sardegna 2021 a Manu Invisible. Complimenti ancora, grazie per averci omaggiato di questa opera che rappresenta anche una navicella, mi pare di aver capito, no? Un po' come tu la vedi. Grazie Serafina. Ecco, questo premio a Manu Invisible è l'ultimo, chiude questa edizione 2021 del premio Navicella Sardegna. Lui era l'ultimo premiato, ma la manifestazione non è terminata, perché, come chi ci segue da qualche anno ormai sa, da qualche anno la giuria ha deciso di istituire un nuovo premio, un premio dentro il premio, per coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione, per personalità di spicco ovviamente che lavorano all'interno della comunicazione, intitolato alla nostra cara Olimpia Matacena, presidente di giuria per lunga data, una donna appassionata che ha amato molto questo premio, che ha dato moltissimo a questo premio, che è scomparsa prematuramente. E adesso vediamo insieme questa clip, così scopriamo a chi va quest'anno. Lei è molto gentile, io la ringrazio. Lei è molto gentile. Brunetta, per favore, veramente, tanto siamo due persone civili, immagino, no?
quindi rimango da lei. E le chiedo quindi ufficialmente di scusarsi con i sardi ancora, ma lo deve fare con una sarda. L'idroscalo, come ha detto lei, è un bel posto, ma la Sardegna è un'altra cosa, diciamo così. Stefania Pinna. Buonasera Stefania. Ciao. Stefania nasce a Macomer. Ti ricorda qualcosa? Sì. Oggi è un volto notissimo di Sky TG24, conduce una sua trasmissione Timeline il pomeriggio. Ti abbiamo visto qua con questo siparietto gustosissimo con Sala. Stefania, ripercorriamo velocemente il tuo percorso, quindi la laurea, poi Perugia. Sì, mi sono laureata a Perugia perché io appunto ho vissuto a Macomer fino ai 18 anni, poi sono andata a fare scienza della comunicazione a Perugia e già durante l'università come dire, mi sembrava che facessi troppa teoria, per carità importantissima, però ho voglia di scrivere, di provare di capire se quella poteva essere la mia strada. E quindi a 20 anni, 21, così ho bussato alla redazione Umbra del Messaggero, una piccola redazione locale, mi ha accolto un caporedattore che è stato quindi per me anche un maestro e che mi ha detto sì, va bene, scrivi senza grandi ambizioni, cioè pane al pane, vino al vino, e da là insomma ho iniziato a fare cronaca locale, ma seguivo ovviamente qualsiasi cosa, dai consigli comunali alle sagre, qualsiasi cosa insomma, e lì ho fatto anche un po' di uffici stampa, un po' di un pochino insomma di esperienza, ho macinato un po' di esperienza là. E poi a Sky sei arrivato con uno stage? Sì, perché poi io ho iniziato un dottorato di ricerca e ahimè per la disperazione di mia madre, che saluto, che magari ci vedrà dopo, però non è qua, l'ho lasciato di punto in bianco perché non riuscivo più a scrivere, a seguire la strada del giornalismo, e quindi sono tornata in Sardegna, ho fatto la scuola di giornalismo a Sassari e da là poi mi hanno mandato a fare il primo stage a Sky. Poi sono tornata in Sardegna e purtroppo quell'anno facevi la corrispondente a quel punto dalla Sardegna per Sky. Sì, dico purtroppo quell'anno ci sono state tantissime brutte notizie che riguardavano la Sardegna, c'era stato il sequestro Pinna, c'era stato il caso Nuvoli che era diciamo il Welby sardo, quindi a quel punto sono diventata corrispondente da qua, perché noi d'inverno ci calcolano poco, diciamo, no? D'estate siamo il centro del mondo, sì, d'inverno le notizie che arrivano dalla Sardegna, esatto, nel bene e nel male. E poi invece, poi dopodiché sì, ho iniziato, sono tornata a Sky e da là non me ne sono più andata. Ti vediamo insomma ogni giorno. Sì. Stefania, giornalismo, ci sono almeno due tipi di giornalismo, no? Dicono gli esperti in questo momento. Da una parte quello che fanno le TV e i giornali e dall'altra quello che fanno i social e internet. Sono questi secondo te due mondi conciliabili? Allora, in questa fase sì, assolutamente conciliabili, e anche perché si rivolgono prevalentemente a target differenti, per cui è chiaro che i media tradizionali insomma, servono soprattutto per un pubblico magari, se vogliamo, più maturo, ma non solo, insomma, non è detto. E poi soprattutto hanno due ruoli differenti, perché il giornalismo, diciamo, su carta oppure in TV, i programmi di approfondimento servono esattamente per questo, cioè per approfondire, per andare dentro le cose. L'informazione sui social è molto spesso più rapida, più istantanea. Io li uso tutti e due, ovviamente, ne faccio usi differenti, sono target differenti, non solo assolutamente inconciliabili. Poi vivranno ancora i media tradizionali? Punto di domanda. Non lo sappiamo, sì. Anche io sinceramente, sì, io penso che sì, anche perché si danno per morti ormai la TV generalista, la carta stampata ormai da 20 anni. I giornali moriranno. Siamo ancora in piedi. Esatto. Ci proviamo. Resistiamo, esatto. Sì, resistiamo. Ascoltiamo le motivazioni della giuria per Stefano. Nata a Macomer, sarda fino al midollo, ha iniziato la carriera di giornalista alla redazione Umbra del Messaggero e poi ha proseguito tra carta stampata e uffici stampa. Nel 2006 approda a Sky TG24 come corrispondente della Sardegna e 2 anni dopo inizia a Roma la lunga gavetta come conduttrice della fascia dell'alba e poi dell'ora di pranzo. Dal 2019 ha un suo programma di approfondimento quotidiano che si chiama Timeline, 1 ora e mezza di talk show in cui con inviati e ospiti di studio o collegati affronta tutti i principali temi di attualità. Non si tira indietro se c'è da polemizzare in diretta con un anonimo ascoltatore o con la suscettibilità di Renato Brunetta.
Brunetta, e se c'è da difendere la Sardegna è capace di costringere il sindaco di Milano a riconoscere appunto pubblicamente che Cala Luna è molto più bella dell'idroscalo. Premio Olimpia Matacena 2021 Stefania Pinna. Per premiare Grazie. chiamiamo Franco Cucureddu, presidente della giuria. Eccolo che arriva. Buonasera Franco. Diciamo che abbiamo scoperto che Macomer ha una elevatissima produzione di navicelle d'argento, perché è la cittadina della Sardegna che ne ha conquistate di più. Abbiamo avuto Geppi Cucciari qualche anno fa, abbiamo avuto Filomena Campus e oggi abbiamo 2 macomeresi sul palco. Ne avremmo voluto 3, per la verità, nel senso che non avrei dovuto premiare io se Geppi Cucciari avesse accettato di fare questo piccolo sketch e di avere 3 macomeresi assieme su questo palco. Ma è davvero un grande piacere consegnare questo premio, un grande piacere consegnarlo a una grande giornalista. Abbiamo visto anche insomma, delle idee molto chiare sulla professione, non solo, ma è per me anche un grande piacere ricordare Olimpia Matacena, che mi ha preceduto nel organizzare questo premio per tanti anni. Io ne approfitto per ringraziarvi, per ringraziare Franco Cucureddu, per ringraziare tutta la giuria che mi ha assegnato questo premio, di cui vado davvero fiera e orgogliosa. Grazie. Premio Olimpia Matacena 2021 a Stefania Pinna. Grazie. Grazie Stefania, grazie a te e complimenti. Grazie. Allora Presidente, non è un pizzino, è un foglio quest'anno. Non è un pizzino, è un foglio. Sì, no, volte... un foglio l'ho scritto un pochino più grande perché avanza un po' la presbiopia, però la stessa lunghezza degli anni scorsi, ed è doveroso per me comunicare che la giuria che si impegna anche nell'organizzazione di questo premio è composta in rigoroso ordine alfabetico da Beppi Anziani, che avete già visto sul palco, Aldo Brigaglia, che è anche colui che redige materialmente i testi delle motivazioni, da Alessandro Collini, il figlio della nostra amica Olimpia, Mondino Iba, che oggi non è qui presente ma lo è sempre stato nelle ultime edizioni, da Serafina Magia, che rappresenta la FASI, quindi l'organizzazione dei circoli degli emigrati in Italia, da Lorenzo Muggiano, che è davvero l'anima organizzativa, anzi chiederei un applauso per Lorenzo una volta tanto, perché veramente lavora tutto l'anno per l'organizzazione di questo evento, da Anna Piras, Giovanna Palimodde e da Salvatore Rubino, che l'avete presentato in altra veste, ma è anche un membro autorevole della nostra giuria. Mi preme anche fare una serie di ringraziamenti, sarò velocissimo, ma non per questo i ringraziamenti non sono davvero sentiti. Al Comune di Olbia, all'assessore Sabrina Serra, assessore alla cultura, che c'è sempre così vicina, al Presidente del Consiglio Comunale, che è qui presente quest'anno e nelle precedenti edizioni, Giampiero Mura, al Presidente del Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo, Leonardo Salvemini, e consentitemi al Direttore Paolo Manca, che disturbiamo più volte e che devo dire quest'anno è stato veramente, si è messo a disposizione per le nostre numerosissime e maggiori esigenze dovute appunto alle esigenze del Covid. Vorrei ringraziare tutte le autorità che sono presenti questa sera, consentitemi una per tutte alla Vicepresidente della Regione Alessandra Zedda, che è una nostra insomma, affezionata presenza tutti gli anni ed è anche una cara amica. Devo ringraziare anche la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, che è sempre presente e con la quale questa manifestazione ha un particolare rapporto, non solo perché c'è la navicella nel nostro simbolo, ma se si tiene nel primo sabato di settembre è anche perché si è tenuta a Castelsardo negli anni, e perché abbiamo voluto commemorare quella che è stata la più grande tragedia, che è stata quella dell'affondamento della corazzata Roma proprio nel Golfo dell'Asinara, e questo premio è nato nella sua prima edizione 20 anni fa proprio all'interno dell'ammiragliato di Cagliari. E poi voglio ringraziare gli sponsor, la fondazione, gli sponsor, i patrocinatori della manifestazione, la Fondazione di Sardegna, in maniera particolare il Banco di Sardegna,
Però mi mancano i ringraziamenti principali, che sono a due pilastri di questa manifestazione, senza di loro non la potremo fare, che sono il bravissimo attore Marco Spiga, ma il vero pilastro, colonna fondamentale che si unisce alle altre colonne del teatro di Porto Rotondo, è la nostra grande Egidiangela Secchi. Grazie Grazie a voi. davvero. Grazie, è troppo buono Franco. Io ringrazio davvero tantissimo tutti voi per questa splendida serata, grazie a tutti i nostri premiati, alle loro storie, a tutto quello che ci hanno detto questa sera, che hanno voluto condividere con noi. Grazie al nostro pubblico e si chiude così questa 20ª edizione del Premio Navicella Sardegna. A tutti una buona serata.